Andiamo a presentare le atlete che stanno raggiungendo i blocchi di partenza per la seconda serie 200 rane assoluti femmine. Alla 1 Anna Bizzotto, alla 2 Sofia Toffanin, in 3 Alessia Cielo, alla 4 Giulia Palladin, alla 5 Sofia Bisesti, alla 6 Sofia Agugiaro, in 7 Veronica Carli, alla 8 Serena Marchetto. E allora una nuova prima serie, le prime medaglie al femminile di questa giornata in palio con Giada Alzetta, Gymnasium Pordenone in corsia 4, miglior tempo d'ingresso 36,49 il suo passaggio, ieri vittoria nella gara dei 100 rana. Quarta vasca in corso, prossima virata è quella di metà gara 100 metri con Giada Alzetta che già ha fatto il vuoto alle sue spalle, netto il margine di vantaggio 1:15,72, 39,23 i suoi secondi 50. Chiara Lucchese seconda in corsia 3, 41,53, Giorgia Simeoni 41,94. Ancora con Giada Alzetta, vediamo nel dettaglio il suo terzo tratto, 40,49, quindi passa in seconda posizione Giorgia Simeoni con 42,86, Chiara Lucchese 43,57. Quindi dopo la vittoria di ieri sui 100 in arrivo la doppietta per quanto riguarda la rana della categoria ragazze, altra gran bella prestazione qui alla Piscina delle Rose firmata Giada Alzetta che chiude le sue fatiche, ferma il cronometro a 2:37,06. Giada Alzetta. Giorgia Simeoni 2:43,32 mantiene la seconda posizione, terza Chiara Lucchese con 2:44,78. Tempi sempre ufficiosi e da confermare, intanto si prosegue con la seconda serie assolute.